È un'intervista live e chissà che direzione sta prendendo il nostro Federico Russo, fondatore dello Spiraglio Film Festival. Benvenuto Federico, hai la mia solidarietà. Buongiorno a tutti, grazie, me la prendo. Ben arrivato. Ciao caro, ci tenevo tantissimo a questo collegamento, ecco perché ho fatto una piccola forzatura e staremo nei tempi che ci ha indicato Federico caro, perché da domani al 18 aprile il Maxi ospita la 16ª edizione dello Spiraglio Film Festival della salute mentale, organizzato con il Dipartimento dell'ASL Roma 1 e Roma Capitale. È un festival a cui teniamo molto, Federico, tu lo sai, ogni anno non possiamo bucare questo appuntamento. Raccontaci in assoluto le novità e soprattutto questo premio a chi andrà quest'anno. Anno per anno la novità è che ci siamo sempre da 16 anni. Evviva. E questa è la cosa più importante. Come ogni anno devo dire siamo felicissimi, riceviamo tantissimi film, il lavoro del comitato di selezione è sempre più difficile. Anche quest'anno abbiamo messo su un programma secondo me molto appassionante che in fondo tratta uno per uno i grandi temi della salute mentale, ma mi verrebbe dire un po' dell'umanità di oggi, in un modo però insomma secondo me avvicinabile per il pubblico, ecco, meno inquietante di come in genere la salute mentale tratta i suoi problemi. E quest'anno fra i vari premi che assegneremo ai vari film ce n'è una alla carriera, come facciamo tutti gli anni, e lo diamo a Rocco Papaleo. Bellissimo. Senti Federico, permettimi di ricordare che il tuo è un festival molto bello, molto interessante, perché è realizzato dagli utenti dei centri di salute mentale e quindi c'è grande spazio alla creatività e so che questo è un tema che ti sta molto a cuore. Moltissimo Ivan, grazie che me lo chiedi. Sì, quest'anno la squadra, abbiamo fatto il conto dell'organizzazione, degli organizzatori, è composta da 27 persone. Cioè siamo arrivati a costruire una specie di, non so come dirti, di grande laboratorio di idee, di fantasia e anche di prodotti, perché un festival è fatto di prodotti reali, concreti, no? di carta, di video, di appuntamenti. È bellissimo farlo con questa truppa assolutamente strana, un po' sgangherata, di persone che apparentemente sono rimaste fuori, no, dai giochi, e invece le metti dentro questo gioco meraviglioso che poi il cinema rappresenta, no? Che è quello di realizzare i sogni, e loro sono bravissimi, sono appassionanti, sono a volte inquietanti nelle posizioni che ci propongono, sempre diverse, ma ci fanno restare ogni volta vivi. Non siamo mai un festival che si ripete, abbiamo un formato, diciamo, a grandi linee che è sempre lo stesso, ma se guardi dentro i contenuti c'è una varietà impressionante. È bellissimo, è bellissimo. Ma a proposito di contenuti, Eliana, abbiamo modo di vedere qualcosa, sì. Però ci dobbiamo concedere qualche istante. Abbiamo uno stop per la pubblicità sì. E poi continuiamo a raccontare lo spiraglio qui in diretta all'interno di Open Day Cinema su Radio In.
Ed eccoci tornati all'interno del nostro Open Cinema, dopo aver visto anche le immagini che ci portano all'interno dello Spiraglio Film Festival, che torna a Roma a partire da domani, e noi ricordiamo che siamo in collegamento con Federico Russo, come ogni edizione quando possiamo, per farci raccontare appunto anche l'appuntamento di quest'anno. Federico, eccoti, ti sei pure fermato, allora ne approfittiamo ancora qualche minuto e poi ti lasceremo. Intanto ricordiamo il luogo, che è il Maxi, voglio dire, è anche un luogo prestigioso per un festival che di anno in anno cresce tantissimo. Federico, chi ci ascolta è un target molto giovane, spesso sono dei cineasti. Io vorrei che tu dessi una testimonianza che fu molto bella la prima volta che ci siamo incontrati, su come nasce questo festival, cioè su come gli utenti, i pazienti abbiano quell'empowerment e quella sorta di autorealizzazione nella creazione di un prodotto filmico, di un audiovisivo, e tu sei un operatore del settore molto molto attento. Ma nasce in un piccolo centro dove tutti i giorni si riuniscono persone con problemi, disagi, difficoltà proprio a vivere, nel centro di Roma, 2 passi dalla stazione Termini. E io mi sono trovato lì un po' per caso, indicato da un collega, mi ha detto: dammi una mano, vai lì, rimetti un po' in sesto questo centro. Ho trovato intorno degli operatori giovanissimi, meravigliosi, fra cui Lucia Simonelli, che accompagna questo festival, di fatto ne è l'anima organizzativa e riabilitativa da 15 anni, e poi degli utenti, delle persone che avevano tanta voglia di fare, pur essendo appunto rimaste fuori dalla corsa, diciamo, della vita. E niente, ho visto che si poteva fare. In quell'anno usciva proprio, no, si può fare, e dava l'idea che, insomma, cambiando lo sguardo, mettendo la macchina da presa con un'altra angolazione, venivano fuori delle cose possibili, ecco, che prima sembravano impensabili, invece erano possibili. E così nasce il festival. Nasce il primo anno alla Casa del Cinema. Timidamente arrivano i film con le buste gialle, con dentro i VHS, il DVD, prima i VHS e poi i DVD. E così, e poi piano piano cresce. Abbiamo visto che il pubblico aveva voglia di questi temi, aveva voglia di sentire parlare di salute mentale non come una cosa che riguarda gli altri, ma come una cosa che riguarda ognuno di noi. È bellissimo tutto questo, Federico, e quindi siamo già alla 16ª edizione. Noi ti ringraziamo, sappiamo che hai una giornata intensissima, è tutto pronto, quindi domani il grande debutto. I nostri complimenti. Open Day Cinema è sempre a tua disposizione e considerala una vetrina del festival, e chissà, magari un giorno forse si creerà anche un appendice in Sicilia, a Palermo, e ti avremo con noi, Federico. Ma Eva, magari, guarda, ne abbiamo una a Milano bellissima che facciamo tutti gli anni al City Life, e ne abbiamo fatte tante in giro. A Napoli sarebbe bellissimo. Palermo per me è come una seconda città, quindi sono felice ogni anno di essere con voi e della vostra attenzione ai nostri temi. Grazie. Ciao Federico, grazie. Buona giornata. Ciao, buon lavoro.